scolastico territoriale, che appunto si parlerà di corsi di italiano e di obbligo scolastico. Prego. Sì, buongiorno a tutti, spero di essere chiara e rapida nella esposizione. Io lavoro all'ufficio scolastico regionale e non c'è una presentazione dell'ente, che comunque è l'ufficio territoriale del Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca, quindi il MIUR, per la regione, per tutta quanta la regione. C'è una sede a Venezia che appunto diciamo, giurisdizione sull'intera regione, poi in ogni provincia c'è un ufficio scolastico territoriale, quindi su Venezia c'è l'ufficio scolastico territoriale, ufficio 7, che è in via Muratori, quartiere Pertini. Questo nel caso ci fossero necessità da parte vostra di informazioni. Allora, i corsi di italiano L2, che significa lingua seconda, io comincio dall'inizio perché ho strutturato la presentazione sotto forma di domanda e risposta e mi ripeto, se poi ci sono altre domande vado a chiarire ulteriormente. Allora, i corsi di italiano come lingua seconda vengono strutturati esattamente come quelli di ogni altra lingua straniera, tenendo conto di questo QCR che è il quadro comune di riferimento europeo. Allora, a livello europeo si è arrivati a stabilire che esistono 3 fasce di competenza, quella di base, quella di autonomia e quella di padronanza per ogni lingua imparata. A loro volta ognuno di queste fasce si suddivide in un livello 1 e 2, quindi voi quando andate a vedere, si va in cerca di un corso di lingua, si dice a un livello A1, A2, B1, B2, C1 e C2 e le certificazioni di lingua vengono strutturate su questa base. Esistono i descrittori, io non li ho qui effettivamente indicati, diventava pesante, ma in ogni caso ogni fascia viene distinta per competenze nella comunicazione orale, nell'interazione, nella scrittura, nella comprensione dell'ascolto, nella comprensione della scrittura. A un livello 1 evidentemente inferiore, quando diciamo che un livello effettivamente accettato, accettabile, è un livello P1 che garantisce l'autonomia e si comincia un po' a ragionare. La 2 comunque è quello fissato a livello di amministrazione per poter concedere sia il permesso di soggiorno di lunga durata, sia permettere evidentemente, cioè entrare nei termini degli adempimenti dell'accordo di integrazione. Quindi è il livello base, l'acquisizione del livello base è quello che garantisce da un punto di vista amministrativo la persona che entra in Italia avendo richiesto il permesso di soggiorno. Allora, io qui ho dato questo frontespizio, vuol dire che cos'è questo? Sono le linee guida per la progettazione dei percorsi di italiano. Queste linee guida sono state stabilite dal Ministero della Pubblica Istruzione su richiesta del Ministero dell'Interno proprio perché ci sia un'uniformità a livello nazionale nella costruzione di questi livelli A1 e A2 e all'interno di queste linee guida vengono esattamente descritte le competenze per ognuno di queste abilità che io ho indicato, cioè capacità di comunicazione orale, interazione, eccetera, eccetera, e anche viene detto grosso modo il fabbisogno orario, cioè quante ore ci vogliono per raggiungere in media quel tipo di competenza in quella abilità. Le linee guida le vedete, adesso qui ascolto, lettura, interazione orale e scritta, produzione orale e produzione scritta sono effettivamente le cose che vengono richieste. Siccome si era nell'argomento dell'accordo di integrazione, l'accordo di integrazione, quindi neo arrivati dopo la data del 10 marzo 2012,
Ai neoarrivati viene chiesto sia l'acquisizione del livello A2 orale di lingua italiana, e questo viene chiesta nel giro di 2 anni di permanenza, sia viene chiesta anche una competenza in, diciamo così, sarebbero competenze di cittadinanza attive, questa è la dicitura tecnica. Poi vengono, sapete benissimo che quando si arriva e si va a firmare l'accordo di integrazione si sottoscrive anche l'impegno ad assistere ad una sessione di formazione civica, che è questo frontespizio allude. Allora il cittadino non comunitario che arriva è inviato dalla prefettura a una scuola e in questa scuola deve assistere a questa sessione di informazione e formazione civica. Allora adesso da qualche mese, da marzo-aprile qui in Veneto, è andata a regime una nuova sessione di formazione civica. Vuol dire che diversamente da come è stato nei primissimi mesi di entrata in vigore dell'accordo di integrazione, dove il nostro neoarrivato arrivava, si sedeva davanti a un video e assisteva a una proiezione, adesso questa modalità è cambiata, si prevedono 10 ore di sessione, chiamiamola ancora così, e in queste 10 ore è prevista una fase di accoglienza, se possibile alcune scuole danno anche un mediatore, si assiste a una presentazione video semplificata e ridotta nel tempo, vengono dati dei materiali, delle slide come queste che aiutano effettivamente a recuperare i contenuti informativi e questo dà questi famosi 6 punti, cioè un livello, diciamo così, di sufficienza nella competenza civica. La legge, cioè l'accordo di integrazione, però, e questo però non vi posso dare informazioni ulteriori perché non è ancora normato, darebbe dei punti supplementari qualora queste competenze di educazione civica, queste competenze di cittadinanza attiva, che peraltro vengono chieste anche ai nostri studenti di giorno, cioè chissà tutta quanta la popolazione, insomma, fossero assunte a un livello buono o ottimo, cioè in sostanza l'accordo di integrazione prevede una valutazione del livello di competenza, per cui 6 punti per questo livello qui, 3 punti aggiuntivi per ogni livello, soltanto che gli altri 2 livelli di buono e di ottimo non sono normati, attendiamo una normativa in merito. Allora, qui si vede in che cosa consistono queste competenze di cittadinanza attiva, sono più o meno quelle su cui viene organizzata anche questa formazione, cioè la sanità, la scuola, i servizi sociali, il lavoro, gli obblighi fiscali. Però prima, che è la parte più difficile da far passare evidentemente a un cittadino che ha poca dimestichezza con la lingua italiana, sono le parti relative alla Carta Costituzionale. Ed effettivamente per le scuole è estremamente difficile lavorare con persone di un livello A1, A2 base all'interno di contenuti e di concetti che richiedono una migliore conoscenza linguistica, altrimenti non possono essere compresi. È obiettivamente una difficoltà. Allora andiamo ai corsi di italiano. I corsi di italiano esistono offerti alla popolazione di altra lingua, esistono da sempre. Le ragioni per cui frequentarle, a parte quelle secche della sopravvivenza, c'è l'integrazione ai sensi dell'accordo, c'è un'integrazione sociale inevitabile, c'è il permesso di soggiorno di lunga durata, quindi 5 anni, e c'è anche l'iscrizione ai corsi di formazione regionale. Possiamo pensare a un cittadino che ha bisogno di formarsi lavorativamente e ha bisogno, la Regione Veneto pone un paletto molto preciso che è quello del livello A2 per poter accedere anche a un corso di operatore sociosanitario. Peraltro ha un A2 certificato, torneremo su questa questione. Allora, dove rivolgersi per informazioni? Molto spesso gli utenti lamentano la mancanza di informazioni. In realtà l'informazione è ampiamente diffusa, basta una volta sapere più o meno da cercare. Allora, un sito che da sempre attivo è il sito di venetoimmigrazione.it che censisce e pubblica tutti i corsi, cioè tutte le scuole, ma in generale qualsiasi ente, che sia una ONLUS, che sia un'associazione,
sarebbe tenuto a comunicare a Veneto Immigrazione l'orario, la sede, il periodo. Poi di recentissima uscita, e questo l'hanno appena costruito ed è ancora in costruzione, è quest'altro sito, civis.veneto.it, è un sito a cura della Regione Veneto e che però è dedicato ai cosiddetti corsi Civis. Su questo torniamo successivamente. C'è un info point di Veneto Lavoro con il numero di telefono, i servizi sociali per l'immigrazione dei comuni hanno evidentemente informazioni in merito, c'è il nostro sito edaveneto.it che pubblica tutte le informazioni relative ai corsi offerti dalla scuola. Quindi ripeto, se andate su Veneto Immigrazione avete anche quelli associativi, se andate ai servizi sociali dei comuni avete prevalentemente quelli che organizzano a livello comunale, se andate su Eda Veneto avete quelli delle scuole e quindi vi danno quello che avviene all'interno dei centri territoriali permanenti, che quindi sono le scuole. Naturalmente potete rivolgervi anche al vostro centro territoriale permanente più vicino, magari sapete che se abbitate a Marghera c'è la scuola media in Audi dove c'è un centro territoriale permanente e andate direttamente a informarvi alla scuola media in Audi. Allora questa è soltanto il sito, cioè la foto di quello che è questo sito in costruzione del Civis. Questo è il sito Eda Veneto e non so se si vede tanto bene, comunque a parte sul menu di sinistra che è taggato e su cui potete trovare i documenti che vi interessano, quello che può essere interessante, come vedete, sono gli esiti dei test delle prefetture, il calendario delle sessioni di formazione civica in tutto quanto il Veneto, c'è il calendario 2013 per lo svolgimento dei test. Se andate, adesso non è attivo, ma se andate qui nei test trovate i modelli dei test, quindi degli esempi di prova che viene sottoposto ai test delle prefetture. Se andate nei materiali trovate materiali per l'autoformazione, vi mostrerò successivamente, e trovate una normativa di riferimento. Questo è il sito di Veneto Immigrazione, qui avete corsi certificati di lingua italiana, qui dentro avete tutte le informazioni relative sui corsi in regione e in provincia. Ai comuni, per esempio questo è il sito del Comune di Venezia, il Comune di Venezia pubblica periodicamente il Vademecum, è in linea adesso il Vademecum dei corsi estivi, d'estate è un periodo in cui è più difficile avere corsi, comunque il Comune di Venezia cerca di organizzarli e ripeto, adesso accedendo al sito li trovate. Quindi chi eroga i corsi di italiano L2 sono le associazioni, gli enti locali direttamente o attraverso associazioni cooperative, il settore privato sociale, le scuole. Io mi occupo, questa ancora è una foto del Vademecum del comune che indica quali sono i corsi estivi nel Comune di Venezia, corsi a San Stino. Chi può frequentare i corsi proposti dalle scuole? Vado a parlare di quello che facciamo noi. Allora, i corsi proposti dalle scuole, inteso quindi corsi di italiano L2 specifici, chiunque abbia più di 16 anni di età e chiunque ha più di 16 anni di età può iscriversi al corso di italiano attivo presso un CTP oppure presso un istituto che abbia corsi serali. A seconda del tipo di finanziamento, alcuni corsi